Si chiude con un miglio per 7 anni e oltre, una chiamata di minima in cui rientra un cavallo classico come Valzer di Poggio, che è il netto favorito. 1 Zephyrus GM Lorenzo Baldi, 2 Valzer di Poggio Massimo Barbini, 3 Sheriff dei Room Giuseppe Pistone, 5 Azzurra Tab Giuseppe Ferrante, 6 Vasterbo Sky High Maurizio Cheli, 7 Achille Rock VP dell'Annunziata, 8 Zea Maurizio Isco. La macchina che accelera, si ritrae Vasterbo Sky High. E in partenza c'è la velocità di Valzer di Poggio che contiene Sharif dei Room, poi Zephyrus GM si imbocca la prima curva con Valzer di Poggio che guida su Sharif dei Room che parcheggia in seconda posizione avanti a Zephyrus GM, quindi Azzurra Tab, poi Vasterbo Sky High, alla retroguardia c'è Achille Rock. 14,5 per i primi 200 metri di corsa, con Valzer di Poggio che gradua il ritmo, 29,2 primi 4. Da in vantaggio, fila indiana, seconda posizione per Sharif dei Room, terza per Zephyrus GM, quindi Azzurra Tab, Vasterbo Sky High, Achille Rocchi. 600 passati in 45 dal leader Valzer di Poggio che continua a viaggiare facile al comando, mentre c'è la rottura di Achille Rock squalificato. Finisce a tabellone, 59,6 per la metà gara di Valzer di Poggio che continua indisturbato leader quando siamo nei pressi del chilometro. Il figlio di Love You passa in 1,15. Allunga Valzer di Poggio, forse è meglio dire cala Sharif dei Room. Zephyrus GM cerca di aggirare Sharif e di andare appresso al battistrada che però ha fatto un 13,6 per la retta di là e se n'è andato dalla compagnia. Valzer di Poggio a metà della piegata conclusiva a 20 metri di vantaggio su Zephyrus GM che è secondo. La piegata ancora molto svelta in poco più di 14, retta d'arrivo che è una passerella per Valzer di Poggio che vince di quanto vuole. Massimo Barbini che porta al palo il portacolori della scuderia Mistero, c'è 57,4 gli ultimi 8, 28,4 a chiudere, 1,13,1 al secondo. Finisce Zephyrus GM nei confronti di Vasterbo Sky High che probabilmente prende il terzo. Facilissima vittoria per il super declassato Valzer di Poggio Massimo Barbini, la scuderia Mistero. Facile assunto per il figlio di Love You e Glory di Poggio, con gloriosa carriera alle spalle in Francia. Ritorna netto alla vittoria. Secondo è Zephyrus GM, mentre per il terzo posto Vasterbo Sky High copre, probabilmente riesce a mettere il muso davanti ad Azzurra Tab. Si chiude la serata al Savio con il facile assunto di Valzer di Poggio Massimo Barbini.